Bentrovati. Nel discorso della montagna Gesù insegnava: beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli. E poi nel Vangelo di Matteo: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Per cui è lecito chiedersi: ma tutte le alte gerarchie ecclesiastiche seguono questi precetti fondanti del cristianesimo? Io penso di no. Ecco alcuni esempi ricavati da un'inchiesta del giornalista Paolo Biondani pubblicata sull'Espresso sui patrimoni privati milionari di alcuni monsignori e cardinali. Monsignor Liberio Andreatta, nativo della provincia di Treviso, responsabile dell'ORP, l'Opera Romana Pellegrinaggi, si dice sia il più grande tour operator del mondo, possiede svariate centinaia di ettari coltivati a uliveti e frutteti sparsi tra la Maremma toscana e le campagne trevigiane. A Crespano del Grappa è titolare di un immobile di 1432 metri quadri. Attorno a Saturnia, sulle colline toscane, è proprietario di alcuni fabbricati rurali. Secondo i registri catastali, tra il 2008 e il 2011 ha acquisito centinaia di ettari di uliveti in Maremma. L'attuale arcivescovo di Palermo, Cardinal Paolo Romeo, ad Acireale, sua città nativa, dal 1995 al 2013 ha acquisito 8 appartamenti e 4 monolocali. Possiede inoltre alcune abitazioni per complessivi 22 vani. Poi sempre ad Acireale sono di sua proprietà altri 9 appartamenti in 8 diversi stabili, più altri 5 di cui il più grande è formato da 15 vani. In totale, quindi, l'arcivescovo di Palermo, Romeo, è proprietario di una trentina di appartamenti. Possiede inoltre decine di ettari di terreni seminativi, oltre a un grande agrumeto in comproprietà con alcuni familiari. Mentre il Monsignor Carlo Maria Viganò è comproprietario con un familiare di circa 1000 ettari di terreno a Cassina de' Pecchi, vicino Milano. Nello stesso comune possiede 4 appartamenti e 3 fabbricati. Il cardinale Camillo Ruini, nato in provincia di Modena, ex presidente dei vescovi italiani, è proprietario di 3 appartamenti e 3 monolocali a Modena. A Reggio Emilia possiede un appartamento più un monolocale e un seminterrato. A Verona sono di sua proprietà altri 3 appartamenti più un monolocale. Evidentemente a questo principe della Chiesa piacciono non solo gli appartamenti ma anche i monolocali. E potrei continuare ancora, l'elenco è molto lungo. E poi c'è il caso dell'ex segretario di Stato, Cardinal Tarcisio Bertone, che invece è nulla tenente, ma che dopo essere stato dimissionato dal ruolo dal Papa Francesco vive in un lussuoso attico di 700 metri quadrati intestato al Vaticano in pieno centro a Roma. Naturalmente Bertone, come tutta la gerarchia ecclesiastica, il Giovedì Santo fa la lavanda dei piedi come atto di umiltà. A me pare che questo gesto, visto il suo stile di vita, non sia del tutto sincero. Personalmente ritengo che quando compie questo atto il suo sia semplicemente una rappresentazione teatrale. Comunque sia, i 700 metri quadrati di Tarcisio Bertone stridono con la modesta abitazione in cui vive Papa Francesco, che è un normale bilocale di 70 metri quadrati. Anche il sostituto di Bertone alla segreteria di Stato, il cardinale Pietro Parolin, abita in un semplice bilocale. E a proposito di Bertone, il suo superattico molto probabilmente non pagherà l'IMU, visto che quasi sicuramente la casa avrà all'interno una piccola cappella per cui l'abitazione viene considerata un luogo di culto e quindi esente dalla tassa. E a questo proposito è molto grave che in un momento in cui si chiedono enormi sacrifici ai cittadini con l'introduzione di imposte sugli immobili come l'IMU e la Tasi, si continui a coprire di privilegi il patrimonio ecclesiastico. Infatti il governo, con un provvedimento del sottosegretario Toccafondi, che guarda caso previene dalle file di Comunione e Liberazione, la nota lobby che unisce allegramente religione e affari privati, ha deciso l'esenzione di queste tasse a scuole e cliniche private, di cui, come è noto, la maggior parte sono di proprietà di enti ecclesiastici. Credo che nessuno voglia sia messa l'IMU sulle chiese o sugli immobili parrocchiali, che il più delle volte sono a disposizione della collettività, ma in questi casi stiamo parlando di attività economiche che generano profitti. Chissà se Papa Francesco, che è notoriamente contrario a qualsiasi tipo di privilegio, è d'accordo su queste regalie del governo che in questi momenti di grandi difficoltà economiche costano all'erario pubblico diverse centinaia di milioni di mancato incasso. Ci vediamo giovedì prossimo.